l'ufficio legislativo, che dopo si è consultato con la Commissione europea, tira fuori queste cifre qua, perché se questa è la verità, senza dire niente a nessuno, perché era chiaramente così siamo usciti, se vediamo questa roba, vediamo sì, per me, è chiaro che non può essere successo una roba del genere. Quindi non vedo qui che dormio, qui che dove cazzo geli e come mai, perché siamo tutti i giorni che si attivemo su ste robe, che segnaliamo anche correzioni che man mano viene, ma se ne le dà, le lavoriamo sola, ma se non le avremo non potevo lavorare sola, perché prima di aprile e marzo di quest'anno, credete, vi vedevo in anteprima alcuni provvedimenti importanti, poi stava là e la 6 non dormire, oppure prego un attimo di correzione, perché effettivamente chi meglio chi che vive in banchina riesce a, e magari te lo condividevi con alcuni con cui ti riuscivi a parlare. Allora, ti pare giusto, adesso qua non lo vedo Ronaldo con lo Zaffiro. Forse dei miei amici lo dico dell'associazione. No, Ronaldo con lo Zaffiro, io non lo vedo qua, mi spiace. Allora, loro hanno dovuto fare la scelta, per esempio, di dove andare a divergenti. Ma è evidente che loro a maggio del 2017, non avendo fatto i 70 giorni del 2016, rispetto al decreto, gli ha perso la volante. I ricercatori che tira fuori Sergio, le associazioni ambientaliste che non ne vuole ok, qualche collega che pensa di risolvere la situazione perché magari le dà fastidio di certi lo sfoggio del P, non lo so, ma dovremmo cominciare veramente a cambiare il registro. Sì, ma allora purtroppo dico una cosa, viviamo in una situazione che sa venduto il culo e la storia stessi, perché se venduto per me sono venduto loro, non venduto chi me la cava via, purtroppo. La mia paura è che nel 2018 tutte queste robe che si vogliono penalizzare devono pesare per quote. Penso quindi nel mio futuro 2018 può essere le quote che ne farà il fisco. Altra roba cosa ha detto se la trovate di discorso, a dirle. Allora, così questo ma purtroppo io non ho questo che serve l'OVV. Mi so che al Ministero crede che sia una confusione tale, perché il Castione fa che penso che vuole che io vada a fare il culo. Allora, Vigilio fa, amiamoci, partiti, mi dico che allora che sul casino totale. Allora come si può dire? Quello che penso io da pescatore e anche da dirigente dell'associazione e anche da coordinatore del FDP, perché io mi faccio vedere come fare il caso del FDP. Purtroppo qualche volta questi interessi non li ha mai visti perché abbiamo sempre dei parametri sui personaggi. In a portare questo sistema che adesso gli anche di carichi e purtroppo non sta così. Allora si fa quello che vuole, senza la mattina, perché ti dico lavoro per le varie così, lavoro da fare un'altra parte. Mi dico, mi me ne ha detto questa roba qua, ma vorrei capire, guarda, che se devo fare tutto quello che voi vogliate, noi stiamo sempre sì. Io che mi hanno dato magari, non è che io guarda. Allora, purtroppo, quando ti viene e un additto dell'etichettatura, mi ha detto serve a fare, voluto mio da fare software per l'etichettatura esattamente a fare. E devi qua a dire. Scusami. Ci ricordiamo. Adesso stare che sai come che la penso sulle 3 miglia. Sì. Come che la penso, quella della mia pensione. Ma che le multe sulle 3 miglia in giro per l'Italia, chi si che le ciappe oltre che noi altri? Forse un po' la Puglia? Forse un po' la Puglia? Ma poco. Non molto poco. Un pochettino. E che disco è a Porto Garibaldi però? Porto Garibaldi è troppo vicino a te. Penso che nessuno abbia esatto, non lo so. Dopo se vogliamo dirlo. Volevo dire una cosa io. Dopodiché andiamo avanti nella ragione. Le sanzioni con l'ONU, tu hai sentito che qualche tua c'ha passa sanzione perché non la mandai l'ONU? No, dico in generale. Non me lo manda nessuno l'ONU, nessuno mi manda l'ONU. No, mi sta il Ministero, mi ha fatto le statistiche. Mi ha fatto il cartaceo, il Ministero di Food le legati. No, tanti. Ancora, ne fa tutti i cartacei. Perché ha fatto la scelta del protesta. No, io non lo so, no, hai fatto la scelta del protesta. Purtroppo ci sono acquisiti deficienti, senza offesa per nessuno, non che su insieme, e ha fatto di Nogobu. Tutte le altre magnolie, ha fatto tutto il cartaceo. Chi che era un ma non è non più meno Nogobu che fu saltare la batteria come ha fatto lui. Lui si è fatto saltare tutte le batterie. Non fuori sembra una cosa. Sergio, adesso devi fare il discorso del primo piccolo. Quello che
il calcolo quando l'hai fatto? No, avete domande, quando hai fatto idea che a Ciosa non c'era il fermo pesce? Ma non lo sai mica, ma Ma io so Quanti esempio? perché scusa, 2 anni fa che a me mi ha contestato che avevo 12 punti perché io che fa di interesse, hanno di interesse, non mi fate nessuno. Perché ti dico, in me contestato tu alle fiori, stai attenti, di più punti spronaremo, perché purtroppo adesso io stato dice avevo 18 milioni di euro, adesso che lo spingere se lo devo guardare bene. No, prima, che cos'è? Ho detto 2018 ti devo portare quelle quote. Perché non fai mai allora, quello che ti dico, scusami un attimo, adesso che passa la Corriere, sì, ma lui sa prima 2018 cosa succede? Dopo prima, il fatto di fare la buttata, di fare la provocazione e portare i casi nelle porte, perché? Perché al di là del fatto del peso amministrativo che a me imposta questa roba, allora non mi interessa mica niente, non è un problema fiscale o altro. E allora vuoi sapere quanti pesi che c'è e quanta roba che butti via. Perché? Perché nel suo dovevo capire quanto pesi che sono quello che metti buttare, quello lo devo sapere. Nella sua testa cosa succede? Che prima o dopo ti metterai le quote. Quando che ti affili la quota, che ti ha pescato, ti sta a casa tua. Allora se ti devi dare la quota, dopo 6 mesi ti affili la quota. La ragione c'è, una vacca, un attrezzo e una quota. Fine, così che dopo ti metti che stia queste sono le 3 robe che ne arrivi tra pochi mesi. Una vacca, un attrezzo, no 2 o 3, no 1. Per un anno. Dopo diventa 4. E quando che ti affini la quota, cosa succede? Scusa, Paolo, cosa succede? Ti affini la quota, ti va da aereo, ti dici senti, che non è la tua quota? Cosa è successo? E poi no, non è successo così, e tenuti la sua quota. La sua quota non è niente, dimmi come e ti dato quota. Metti caso che Paolo si sa, forse uno la sa. Invece di 10 tonnellate di sfoggi, dico, sto anno fermo 7 tonnellate di sfoggi, per cui ti ha 7,14, intanto quello più piccoletto muore perché con 7 tonnellate una valle di papà, finisce, invece di finire a giugno, finisce ad aprile, ti che ti sei grosso, ti compri anche la sua quota, e l'altra parte la buttiamo via, fra 3 anni invece di 7 fa su 5 e cominciano a ridurre sempre la marineria. Questo serve il logbook. E chi serve a questo per sapere effettivamente quanto pesca che c'è. Allora, e che dice no Ciccio, qui ti va solo a nascere. Quello va a nascere da quando? Metà aprile a metà giugno. No, va a fare panificare. Come va? No, adesso cioè qua veramente io ho l'idea, ma siamo che disinneschiamo bombe veramente tutti i giorni. Ma qualche volta quando chi si nasconde le sciopre dopo, perché noi le abbiamo viste. Questa è la verità, e che ne sei talmente altre che ne sei 2 arrivati, non ho idea. Scusa, del fiume della si ricordate nel libro famoso, quello che si descrive come arriverà, stiamo a allora, volevo ricordare un Dio, perché l'avvedamento della crisi di gas è fatto nel 2008, voglio dire, lasciamo andare a recuperare tutte le robe che già prima. Guarda, adesso che devo fare un complimento a Sergio che si trova qua a Sei Unico e avrà un tono che era vero ed è molto bisogno. Ma mi dice, dopo il secondo giorno, oh, ma tu hai visto l'ultimo tono? Che cosa? Le spadate. Dico, ma che mi interessa le spadate? E quindi era fatto che bisogna. Adesso ogni volta che ti va dentro, ti tira fuori e ti dice che venire porto, cicci, su fuori, che pesco. Ma che non ha. Ma se ne mi domando, ma quanto è vedere stato? Io se ti mi metti nell'oggetto spadare, amico, cosa mi interessa? Il fatto è che dovevo leggerle tutte quante le pagine, questo è il problema. Cioè quello che mi dico è che mi leggo tutto, poi lo dico spadare, cosa me ne frega. E invece scrisse l'articolo, cazzo siamo buoni. Allora, rispondo un po' a te Marco, rispondo sinceramente col cuore. Un discorso che la marineria siamo presenti unita, ma anche le cooperative perché giustamente come ti diritti, se il milione fa la quota, tante volte anche le cooperative, se dovessimo provare, non siamo guardati, siamo consorti, siamo pescatori. Tante volte se ti col Sergio o il Corriere c'è qualcosa che chiedono gli altri, perché sei dentro là, il lavorare dentro là,
e se sempre là maniacalmente, come dice Sergio, avete detto tutte le cose qua. Tante volte sarebbe trovarsi, come anche avevamo là sia amministrazione comunale di fare di rinnovare tutti i tavoli azzurri, di trovare degli tavoli azzurri, portare questi governi qua dentro i tavoli azzurri. E sempre qua parlando fra noi altri, dopo tutti, io, noi altri, e i colleghi, avviserà i propri associati che ridendo. Dopo diventa una roba che si spassa a tutti. Invece è così, le robe che, non per dare conto a chi è, capisci le belle robe, le robe che gli sa T, le robe che sa il Sergio, le robe che sa Corriere, le robe che sa con gli altri. Ma alla fine non ci confrontiamo neanche fra noi altri, di vedere come possiamo o tutti quanti attaccarsi a qualche appillo o vedere qualche scappatoio per la lavorata. Quindi te lo dico un'altra volta, quel cuore serve da tante volte per ritrovarsi, magari anche una volta al mese, ogni domenica, e parlare di questo qua assieme. Così manco dopo, potremmo fare una linea continua, come se sta andando a Roma, di trovare giù, magari fate le due righe, e andare tutti quanti assieme, perché siamo così, siamo sempre esperti nella parte d'altra. Questo volevo dire. Adesso l'intervento dell'amico. La categoria, ecco, auguro che questo non possa essere superato, questo problema, e tutto il mondo della pesca possa essere unanime nel decidere qual è l'orientamento migliore, quali sono le soluzioni da proporre, quali sono le metodologie per cui anche mettere in campo queste risoluzioni per queste normative. Sappiamo bene che sono problematiche enormi calate da istituti più alti, quindi a livello nazionale, per cui si può fare battaglia, si può fare molto, si può fare, però sono sempre decisioni che vengono calate dall'Europa, dal nazionale, eccetera, un po' anche come altre cose. No. Ma se è da battagliare per difendere la propria città, noi siamo qua. Noi siamo qua. Chiaramente bisogna essere uniti e coesi, per cui magari voi sapete bene quali sono i problemi degli ambientisti, ma quali possono essere le soluzioni da mettere in campo. Se lo ritenete opportuno il nostro contributo, ve lo diamo più che volentieri per salvare la categoria e il mondo della pesca, che è il settore primario, uno dei settori trainanti dell'economia di Chioggia. Ci sono state altre cosette che hanno visto che sono partiti un po' nell'ottica anche di migliorare il mercato, la pavimentazione, eccetera. Quindi stiamo cercando di fare del nostro meglio per andare incontro a tutte. Al di là di questo sono sempre stata vicina al mondo della pesca, amici che lo sanno, quindi mi rendo disponibile a venire anche con voi il giorno 28 o a fare qualsiasi altra cosa voi decidiate, perché ci tengo, perché ho sentito insomma che queste sanzioni vi mettono letteralmente in ginocchio e voglio con tutte le mie forze darvi una mano, un sostegno, per quanto nella mia possibilità. Sappiamo che siamo all'opposizione sia al governo che nella regione e si fa quello che si può, però un auspicio che ci sia unione e unità, che si vada lì in massa e non come sempre andiamo avanti gli altri e noi stiamo lì a guardare, perché così non si va veramente da nessuna parte. Vi invito a farlo capire anche agli altri, ai vostri colleghi, che così non si fa, che bisogna essere uniti, compatti e andare avanti tutti per lo stesso obiettivo. Ecco.